Just a smile and the rain is gone. Can hardly believe it, yeah. There's an angel standing next. Bebè a costo zero. Allora, i bambini costano, lo leggiamo sui giornali, lo dicono in televisione, a furia di dirlo diventa vero. Tanto che tra i motivi per cui in Italia nascono pochi bambini c'è proprio la questione economica. Raccogliere un bimbo sembra che servano davvero tanti accessori, quindi davvero tante spese. E ovviamente per i nostri bambini è il meglio. Può esserci la crisi finanziaria, possiamo essere in difficoltà, mangeremo noi pane e cipolla, ma per i nostri bambini sempre e soltanto il meglio. I dati che ogni anno Federconsumatori aggiorna ci parla di una spesa minima addirittura di 6.350 euro. A me sembrava una cifra alta, poi parlando con le mamme, confrontandomi, mi hanno confermato. Ecco, si parla della spesa tra la gravidanza e il primo anno di vita del bambino, non di più, quindi non è neanche tanto il discorso del nido, sono proprio le spese in acquisti. Effettivamente il mercato ci propone una mole infinita di accessori, cioè se noi guardiamo un catalogo di prodotti per l'infanzia, sono lì, sono tanti, uno pensa, soprattutto se è il primo bimbo e magari non ha esperienza di bambini, che se ci sono servono. Le pubblicità sanno fare il loro mestiere perché ti dicono questo accessorio serve per stimolare lo sviluppo dei 5 sensi, per favorire lo sviluppo psicomotorio, non vorremmo mica fargli mancare lo sviluppo ai nostri bambini, quindi comunque compri e compriamo perché l'Italia è in crisi, ma questo è un settore che in gravidanza la nostra attenzione è concentrata. Cosa serve al bambino? Che suona come cosa devo comprare per il bambino, comunque procurarmi, farmi interessare, siamo molto concentrati sugli oggetti. Mentre poi, lo vedremo, sarebbe forse più utile concentrarsi su cosa devo diventare io per accogliere questo bambino. Ecco, insomma, nella maggior parte dei casi abbiamo visto che la risposta ai bisogni di questo bimbo non ha il cartellino del prezzo, quindi bebè a costo zero esistono, anche se a volte le mamme dicono sì, la racconti, la fai facile, non è possibile. Ovviamente parlo sempre di accessori, è ovvio che se devo mandare il bimbo al nido la retta la devo pagare, però magari con tutti i soldi che ho risparmiato in accessori riesco anche a stare a casa un mese in più e poi o comunque a pagare le rette del nido con meno difficoltà. E i bambini a costo zero, oltre ad esistere, non è che sono bambini contenti lo stesso, e vabbè più o meno ci siamo arrangiati. No, sono bambini che hanno ricevuto la risposta di prima scelta al loro bisogno. Il latte della mamma, l'abbraccio della mamma, cioè non sono dei surrogati dell'accessorio, è l'accessorio che è venuto dopo. Ecco, di cosa ha bisogno il neonato? A volte a me capita magari di fare chiacchierate, mi chiedono, dai dici 3 accessori che sicuramente servono. Allora io dico che sicuramente servono, se viaggiate in auto, il seggiolino per l'auto, perché quello veramente è indispensabile per trasportare il bimbo in sicurezza. Che non vuol dire che debba essere nuovo, cioè va bene anche quello del cuginetto se non ha 30 anni, va bene quello comprato al negozio dell'usato, se ovviamente in buone condizioni. E però sono arrivata a uno, non riesco ad andare oltre, cioè non c'è un accessorio di cui effettivamente si debba per forza, che si debba avere per forza. Poi mi dicono, allora bene, dici 3 cose proprio da non comprare. Io lì non oso dire neanche una cosa, perché anche l'accessorio che a me può sembrare più strano, più assurdo, più proprio fuori di testa, se lo dico ci sarà sempre una mamma magari nella presentazione che dice no, ma a noi è stato utile, perché è vero, perché al loro bambino, alla loro famiglia è stato utile, perché i bambini sono tutti diversi, le famiglie sono tutte diverse. E non si può dire questo funziona o non funziona, perché in quella famiglia lì può essere utile. Cioè diffidate degli esperti che vi dicono ecco fai così che è giusto. Non è possibile, cioè non vi conosce, non conosce il vostro bambino, se va bene per 5 bambini, per altri 5 non va bene, cioè non è possibile che vada bene. E allora di cosa ha bisogno questo bambino? Cioè magari ci sono le future mamme che dicono ma allora di cosa ha bisogno? Ha bisogno veramente, ha bisogno di voi, e che non è poco, cioè non è una cosa così per dire, perché vi chiederà veramente tanto, vi chiederà tutto, vi
chiederà proprio di innamorarvi pazzamente, vi chiederà di impazzire, di finire a pronto soccorso alla prima febbre a 39 perché non sai più come gestirlo, di diventare matto con la bilancia perché ti sembra sempre che non mangi abbastanza e che ti muore di fame, di commuoverti alla prima recita all'asilo, e ti chiede tutte queste cose, ti chiede proprio tempo, ti chiede energie emotive, ti chiede di esserci, di giorno e di notte. Noi tante volte non siamo preparati, pensiamo che aspettare un bambino voglia dire spendere molto, vuol dire spendere molto di noi, perché altrimenti il rischio è che ci troviamo nel nostro appartamento con questa stanzina tutta piena di accessori, di cosine belle, di dire ok, siamo pronti, c'è tutto. Poi nasce il bambino e finisci su Marte, no? Perché non ti aspettavi che volesse così tanto, così tutto proprio, che è anche una cosa splendida, perché in cambio il bambino ti dà tantissimo, cioè voi sarete tutto per lui, sarete il suo sole, voi entrerete in una stanza, lui brilleranno gli occhi, vorrà voi per mangiare, per dormire, qualunque cosa farà vorrà farvela vedere, perché solo così sarà contento. Che è bellissimo ed è per sempre, cioè se noi ci troveremo qui, saremo così fortunati magari a 70 anni, 80 anni, con tanta storia sulle spalle, i nomi dei nostri figli, pensare a loro sarà ancora il pensiero più caro per noi, quello che avrà dato tanto senso alla nostra vita. E quindi è questo che ci chiedono, cosa dobbiamo diventare? Allora facciamo i conti, siamo abbastanza ricchi per avere un bambino. Sì, però la risposta non la troviamo in banca, cioè la troviamo qui perché siamo proprio noi. L'amore della mamma e del papà è la risposta. Quando il bimbo è piccolino, quando il bimbo va alle elementari, quando il bimbo diventa un adolescente difficile da gestire, è questo che ci chiedono. Ed è il nostro amore che li renderà felici, che farà la differenza sull'adulto che diventeranno, ma che renderà più felici anche noi comunque. Brava Giorgia, grazie.